Quali sono tra i temi del Partito Democratico quelli su cui lei è particolarmente interessata a lavorare? Sicuramente, sulla questione della casa. La casa è una questione che sta interessando moltissimi veneti, perché non si trovano le case in affitto e la Regione Veneto sui 18 miliardi di bilancio, di cui 10 miliardi sono per la sanità, ha comunque 8 miliardi sui quali ragionare e si potrebbe veramente fare un fondo per aiuto all'affitto che sia anche più corposo di quello che possono fare i comuni e sicuramente anche per la costruzione di nuove case a prezzi calmierati e soprattutto anche per consentire ai giovani l'acquisto non di case troppo costose che non ce la fanno, ma di case ad un prezzo accessibile. Per cui la battaglia della casa e sulla casa che molte regioni fanno sarà una delle mie priorità se dovessi essere eletta in Consiglio regionale. Cosa intendete fare voi per la sanità pubblica? Beh, la sanità è uno dei temi più richiesti in questi giorni quando incontriamo i cittadini, dalle liste d'attesa alla paura che venga privatizzata, è una delle questioni che il Partito Democratico assolutamente avrà come priorità. È molto interessante che Giovanni Manildo, il candidato presidente, abbia già individuato l'assessore alla sanità, un medico molto conosciuto nell'ambito del veneziano, ma soprattutto impegnato nella sanità anche dal punto di vista internazionale, che saprà sicuramente fare due cose: lavorare perché non venga privatizzata la sanità, lavorare perché ci siano meno liste d'attesa, lavorare perché ci siano molti più medici di famiglia per evitare che la gente senza medico di famiglia, ce ne sono tantissimi purtroppo anche nel nostro territorio, vada ad intasare i pronto soccorso, cosa che sta succedendo in questo periodo. Per cui i 10 milioni i 10 miliardi di euro che sono impegnati dal bilancio regionale indubbiamente dovranno essere spesi con un'ottica molto diversa e sono certa che l'assessore individuato dal candidato Giovanni Manildo saprà fare e saprà rilanciare la sanità veneta in maniera migliore rispetto a quanto è stato fatto adesso. Chiudo anche dicendo che nell'ambito della sanità c'è anche il sociale. Il sociale deve avere una voce molto importante sia per l'aiuto delle persone giovani e magari in un momento di fragilità dove bisogna investire per aiutare i giovani, ma soprattutto anche per la questione delle RSU e quindi delle case di riposo o dell'aiuto agli anziani che devono in qualche modo essere accompagnati sia dal punto di vista di un aiuto magari in co-housing, ma anche di un'entrata facile all'interno delle case di riposo dove adesso ci sono delle lunghissime liste d'attesa. Se domani fosse eletta consigliere regionale, quale sarebbe assolutamente la prima azione che andrebbe a fare in Regione Veneto? Chiederei il finanziamento soprattutto per le donne che in questo momento qua, alcune donne maltrattate sono molto in difficoltà, dei centri antiviolenza e dei consultori. Lo farei proprio come prima azione. Il consultorio può essere un ente molto importante che in questo momento qua la Regione Veneto non ha finanziato e alcuni di loro e alcuni consultori sono stati chiusi. Serve perché potrebbe essere un primo aiuto per tutti, per le donne ma anche per gli uomini maltrattanti, perché non è solo un presidio sanitario e successivamente i centri antiviolenza potrebbero aiutare tutte quelle donne che sono costrette a subire delle violenze all'interno della famiglia e non sono in grado di uscire di casa perché magari non hanno una capacità economica che le consente di fare delle scelte diverse. Quindi quella è un atto che si può fare facilmente investendo pochissimi soldi e rilanciando questo settore che aiuterebbe molte donne fragili, ma anche molte persone che stanno subendo delle violenze.